I pescatori di Chioggia e Porto Tolle consegnano in fila le proprie licenze di pesca ai rispettivi sindaci. È un gesto simbolico di protesta contro un caro gasolio che sta provocando una crisi gravissima al comparto. Quanto tempo fa questo mestiere? 69, ma 59 sicuri. Ha mai visto una situazione del genere? Mai visto una cosa del genere, mai. Si rischia la chiusura di tante aziende e il collasso di un settore che ha un peso economico ed occupazionale enorme. La consegna delle licenze segue la decisione dei pescatori di scendere in sciopero per una settimana. In un mese normale, un marzo normale, il mercato ittico fattura 3 milioni e mezzo di euro. Stare chiusi una settimana, di fatto comunque una riduzione di questo tipo significa perdere tra i 700 e gli 800 mila euro solo in una settimana. La filiera dell'ittico è a rischio. Da Chioggia a Rovigo ci sono circa 8.000 aziende e 1 miliardo di fatturato, questi sono i dati. La manifestazione di protesta è avvenuta sotto i portici del municipio di Chioggia. I sindaci sono schierati a fianco dei loro concittadini in una battaglia che in molti temono né breve né facile. I sindaci sono in trincea, è chiarissimo che i sindaci sono in trincea, però ho detto che dalle retrovie devono arrivare gli aiuti, altrimenti i sindaci non riescono a dare risposte. Dobbiamo avere il diritto e il dovere di poter aiutare i nostri cittadini e in questo caso un settore importantissimo come quello della pesca con risposte concrete che devono arrivare da Roma. Credo che per quanto riguarda il carburante la sospensione delle accise sarebbe già una risposta fondamentale per abbassare il costo e poi trovare quegli aiuti come è stato fatto già in un primo decreto legge, in un primo emendamento, trovare quegli aiuti che possano sostenere il mondo economico. Bisogna agire bene e subito, dicono tutti, le conseguenze altrimenti saranno veramente gravi. Adesso come adesso quel caro gasolio non lo so se ce la facciamo a mantenere il minimo garantito per i marinai. Adesso lunedì usciamo in mare, andiamo a vedere la pesca quello che sarà, i prezzi del mercato quelli che saranno, fine settimana faremo i conti, ci riuniamo un'altra volta e là decideremo cosa fare. Che siamo andati in un pareggio della nostra azienda, un periodo in negativo, in perdita e adesso diventa difficile, quasi impossibile continuare la nostra attività. Si rischia la chiusura dell'azienda. Le barche adesso non arriva e se non ce la fai non puoi prendere 500 e spendere 4,50.